mi dico sta partendo il sondazzo, sento la musichetta, per forza sta partendo, e sta partendo, sì. Sì, certo, certamente arrivo, no, ho preso una cosettina che mi mancava, sono andato a pigliarla, ecco, l'elenco telefonico. E che cosa faccio oggi? Quello che ho fatto ieri, uguale preciso no, perché ogni volta è diverso, è evidente, come dico sempre anche per i miei spettacoli. A proposito, non dimentichiamo quello di domani, domani sera a Gambassi Terme, al Coso, ai Papero Nero, ma insomma, volevo dire, ogni volta, anche se si presenta una situazione simile, le reazioni sono diverse, e quindi è diverso anche è diversa la mia controreazione alle reazioni bene. Maio il fioraio Gaio. oddio, certo, Maio il fioraio Gaio è un gayone, molto gaio, sì, proprio di quelli, proprio un finocchione proprio, piuttosto gioioso, certamente, cerca gli uomini, per forza le gay, e allora chiaramente comincia a telefonare di qua e di là, proviamo qui, ora scommetto arriva la signorina della Telecom, no? Perché è gelosa perché faccio il gay e lei non vuole, lei vorrebbe altre cose, vero? Sentiamo, non è arrivata tutte le volte la nomino, lei se ne va, ecco, faccio apposta. Chi è questo? Vabbè, aspettiamo che qualcuno risponda, anche se potrebbe darsi il caso che nessuno rispondesse. Pronto? No, senta, io sono Maio, il fioraio Gaio. Ma che mi sta prendendo in giro? Assolutamente no, signora, c'è suo marito. Ma mio marito... Ah, lo sapevo, mi sembrava, scusi, ho sbagliato numero allora. Sì. Scusi tanto, prego, signora, prego. Mi sembrava che avesse la voce a vedova. L'ho capito subito, però non potevo dirle, signora, che vedova non si dice, vero? Sì, vabbè. È vero. Purtroppo i mariti muoiono e le mogli restano lì. Allora, poverette, no? Loro maschi. Lo sapevo, ora che non l'ho chiamata l'è venuta. L'ha visto? Troia. Sempre così la mi fa, sempre la mi fa così. E allora si fa l'altro numero. Ce n'è così tanti. L'è pieno. Ecco, vabbè, d'accordo, ho fatto un ulteriore numero e vediamo che cosa succede, chi risponde, se non risponde, se risponde, blablabla, eccetera. Sì. No. Rimarrà chiusa fino al 25 l'agenzia agosto. 25 agosto. Tutto qui? Non c'è da dare un messaggio? Rimanete chiusi fino al 25 agosto. Ma non vi vergognate? Non vi vergognate forse? Vergogna, a rimanere chiusi mentre noi sa bisogno di voi. Farò un esposto. Ecco. A chi? Non so, Gaio, arrivederci. Ma non ho capito nemmeno di che agenzia si trattava, ma insomma gli ho lasciato questo messaggio e insomma bene o male in qualche modo, vero? In qualche modo insomma si sentiranno poi fino al 25 Ganzo, accidenti, stanno chiusi un po' in via, accidenti, piccolina, dai 19 luglio, non so io, e da quanto sono chiusi? Allora del resto anche noi qui alla radio si rimane chiusi per un mese, per tutto agosto,
stesso, per cui vero voglio dire, anche noi avremmo qualcosa da dire. Ma intanto ho telefonato io, via. Intanto qui non c'è nessuno, io vado avanti perché non essendoci nessuno io ho bisogno di qualcuno, sì, qualcuno. E sto facendo un altro numero, eccolo qui, perché devo fare Maio, il fioraio Gambero, ho trovato solamente morti e segreterie telefoniche, vero? Proviamo qui, speriamo che ci sia, vero? Abbiamo tanta voglia, mamma mia, che voglia ci sa. Oddio, No, sì. Ma t'avevi voglia, te ti pare, ma questi vanno via. E vanno via. Risponde la io telefoni. Basta, no, guarda, io non voglio più segreterie telefoniche. Beh, basta, insomma, fammi fare qualche numero che esista, insomma, che esista, in cui esista qualcuno che mi risponda, per favore, vi prego. Oddio, ora arriva quella della Telecom, vuoi sentire? Hai visto, la chiamo, non viene, lo faccio apposta. Pronto? Pronto, signora? Chi parla? Sì, buongiorno, sono Maio, il fioraio, Gaio. Senta, c'è suo marito. Guardi, prenda in giro qualcun altro. Ma io veramente, signora, non prendo in giro nessuno, Sì, lei sta prendendo in giro. Ma perché io parlo così? Ma guarda, uno che parla così prende in giro. Ma abbi pazienza, scusa. Siamo in tanti, sai, Non ho capito. Io la richiamo. L'ho richiamata subito, Ma che scherziamo davvero? Una persona ha trovato in casa? È bene richiamarla. Sarà mica anche lei vedovella? Non lo so. Pronto? Signora, ma perché mi ha trattato in quel modo? Abbia pazienza. Ma ora ride. Ma guardi, non c'è proprio niente di strano. Io volevo parlare con suo marito. Ma chi è mio marito? No, ma è la stessa che mi ha risposto prima, forse no? No, io sono un'altra. Un'altra. Allora lei è più simpatica almeno che quella di prima. Ha detto, mi fa gli scherzi e mi ha riattaccato. Ma insomma, guardi, io tra secolo, guardi. Ascolti, lei mi sembra... Genovese. Come? Genovese? Ma io veramente... Pronto? Scusi, che desidera? Ah, sei tu, tesoro, è tanto che volevo parlare con te, ma queste donne non mi passavano. Senti, tesoro, io sono Maio, il fioraio Gaio. Siccome io ti ho visto, sei un maschio bellissimo, mi fa impazzire, guarda. Io vorrei intrattenere con te dei rapporti sessuali multipli a scopo orgiastico. Che bello sarebbe. Che ne dici? Ma perché ridi? Pronto? Ma guarda, io li ho fatti divertire, così gratis, ma io li richiamo, ma che sensiamo davvero? Ma io non lo so, ecco, ma guarda che gente c'è in immondo, ecco, che hai detto genovese, io, ma ci mancherebbe altro. Oh, Besugo, questa volta era occupata, ma della gente, guarda, della gente che meglio perdila e trovarla, è vero? Io lo so mia. Vabbè, facciamo quest'altro numero, visto che questi hanno staccato, ma che lo so, allora ci vanno argomento per conversazione tutto il giorno, ecco, vabbè, io sono un benefattore dell'umanità, magari questi parlano poco, gli ho dato un argomento per sorridere, per parlare tutto il giorno di questo Maio che ha telefonato, ma insomma, vergogna però a non tenerlo in linea. Pronto? Eccone un'altra. Signora, è lei vedova? Sì. Lo sapevo, mi scusi, buongiorno signora, buongiorno. Di dov'è? Non è, come? Di dov'è lei? Io sono di Genova. Perché c'è qualcosa che non va? Non lo so. Io sono di Genova. Come mai da Genova telefona qua? Perché forse devo avere sbagliato numero, signora. Cercavo una persona, lei mi ha detto che è vedova e io invece cercavo un signore vivo. Mi capisce, vero? Però è simpatica lei. Anche se non la conosco, devo dire è simpatica. Sì, complimenti, signora. Ma quanti anni ha? 82? No. Meno?
77. 77, bellissimo, guardi, un bel numero. 77, quando si tira su a tombola si dicono le gambacce delle donne. Le gambacce delle donne. È vero. Sai, io sono un tipo molto gaio, faccio il fioraio, mi chiamo Maio, capisce? E siccome io sono un finocchione, sa? Come, non mi vergogno, sa? Lei non è mica razzista che dice che se uno è gay c'ha qualcosa da ridire. No, per carità di Dio, siamo tutti noi i più grandi geni del mondo. Ma basta nominare che so Michelangelo, che so Leonardo, e poi che ne so, possiamo dire Botticelli, diciamo anche lui, Versace, lo voglio dire, che geni che siamo, io signora, lei vive sola? Sì. Beh, guardi, spero di averle tenuto un attimo di compagnia. Magari così parlare con qualcuno le fa anche bene, no? Pensate che io telefono da Genova. Signora, mi stia bene, Va bene, mi raccomando, arrivederci, buongiorno. Ho intrattenuto un po' la signora, via, andiamo, aveva bisogno, povera donna, di un po' di vedete che la signora era di più ampie vedute di tanti altri, ecco, e insomma questa vedova l'ho riconosciuta subito, come dire, la voce era inequivocabile. Mio Dio, oh mio Dio. Lo sapevo, non t'avevo chiamata e tu sei venuta, ecco, Madonna, ragazzi, che gente registrata c'è nel mondo, quindi facciamo un altro numero, e che sto a dire io, la vita, le bella, basta avere l'ombrella, ci vuole proprio questo ombrello che ci ripari da queste occasioni un po' certe volte, non invece sì, senti, ho fatto un altro. Qui non c'è nessuno. No, qui non c'è nessuno. Gesù Nazareno, salvaci dai lampo e dal baleno, dal tuono e dal baleno, perché baleno già è sinonimo di lampo, voglio dire. Qui niente da fare, si va avanti e si troverà magari un altro personaggio da interpellare. Interpalliamo, sì. Ecco fatto qua. Qui qua. Senti chi parla, guarda, io cambio elenco, questo elenco va bene rotto le palle, posso dire? Sì, ecco, allora prendiamo questo elenco qua, che è più recente, e poi magari saranno forse, solo forse, più esistenti gli abbonati, i numeri, ecco, facciamo questo numero qua e vediamo se Maio troverà come ieri, perché ieri devo dire che Maio ha trovato anche un interlocutore che ci stava, bene o male, anche giovane, per carità di Dio. Sì, come no, già. Eccolo lì. Sì. Certamente, sì. Pieno di gente. Oddio, cambiando elenco si trova niente, sapete che il sabato di luglio è quanto di meno indicato per fare un sondaggio e trovare qualcuno in casa, dove solamente le vedovelle anziane, trovi insomma veramente il minimo contrattuale, ma nemmeno quello certe volte, per cui sai com'è? Lo sai com'è? Ho fatto un altro numero, certo, e vediamo se adesso qualcuno risponde e se io potrò esercitare il mio mestiere, il mio lavoro, insomma, voglio dire, io posso mica stare qui a parlare da solo sempre, Questo è un programma di colloquio, vero? Sì, non c'è. Pronto? Pronto, signora? Sì? Sì, mi scusi tanto se l'ho disturbata, ma c'è Sergio? Sì, un attimo. Grazie. Pronto, Sergio? Oh, come va? Ebbene. Non c'è male. Non c'è male? Mi fa piacere. Ma chi è che parla? Come? Ma hai fatto e non mi hai riconosciuto? No. Mi hai fatto come dire, senti chi c'è? Cioè, non mi ha riconosciuto? No. Penso un po'. Malandrino, che non riconosci tuo cugino.
Per far rima. Ma no, per far rima, ho detto così per far rima, non sono tuo cugino, ci mancherebbe altro. appunto. Per far rima, bravo. Sì. Vero che hai capito al volo, ma non mi hai ancora riconosciuto. No. Infatti, guarda, in realtà forse non mi hai conosciuto perché non ci conosciamo bene, ma io ti conosco abbastanza per dirti che sei un maschione meraviglioso, guarda. Ecco, io sono... Pronto? Pronto? E non ti sento più, abbi pazienza. Sei andato via, sei in un imbuto lontano. No, ti sento lontanissimo, quasi che tu non ci fossi. No, non va bene così, No, mi dispiace, sei andato via. Allora, scusa, io dico, ma sento pazienza, ma ha detto lontanissimo, ma perché hai fatto questo? Chi è che ascolta la nostra telefonata? Io non voglio che nessuno ascolti. Non voglio ascoltatori, ecco. O via. Non capisco niente. Ma è incredibile sto qui, Ma dove è andato a finire? È andato da qualche parte, chissà dove. Lo richiamo subito, ci mancherebbe altro. Ma che lo so io. Qualcuno si è seduto sulla linea, ascoltava, non so, allora lui è proprio sparito, si sentiva in lontananza. Sono i misteri telefonici che certe volte io non riesco a decifrare. Ancora? Così lontano? Siamo sempre lontani. Ma non ti sento quasi per niente. Senti, io sono Maio, il fioraio Gaio. Maio e il fioraio Gaio. Sì, certo, non ripetere quello che dico. Ma no, perché? Perché sembra che tu ripeta per qualcuno. Non ripeto per questo. Sei un maschione che mi piace tanto. Ma va. Mi piaci da morire. Io ti voglio tutto per me. Lascia quella donna, dai. Lascio quella donna. Non ripetere le parole che dico io. Io sono Maio, il fioraio Gaio. Mi piace tanto il cactus. Sì. Con le spine, bravo. Tu ce l'hai le spine? No, hai perso le spine? Ma non ti sento quasi per niente. Che cosa ci posso fare? Ma non si può andare avanti così con questa telefonata. Ma falla finita tu, che non si capisce niente. Senti qua, oh che bei colpi, oh che bello. Ah, ma cosa c'è che non si sente? Il telefono da Genova. Hai tempo da perdere tu. Io non ho tempo, chi c'è qui che ascolta la nostra telefonata? Ora comincia a incavolarti, No, abbi pazienza. Presenti, dici chi sei e quello che vuoi. No, io abbi pazienza, ma non ti sento! Oh! Hai riattaccato. Ma insomma, è impossibile parlare con uno che si allontana così. Ma che lo so io. Ma va, basta, per carità di Dio, ma non è possibile. Oggi telefono da Genova. Oggi telefono da Genova, va bene? Se non vi dispiace. Me l'hanno detto, io lo faccio. Sì, infatti mi sono trasferito a Genova nel frattempo. Ma insomma, ma guardate che gente strana, che gente c'è nel mondo, che gente c'è nel mondo. Pronto? Che c'è? È il lupo. Sì, ti mangio. Oh, mamma mia, che paura. Oh, che boccona grossa che hai. Oh, che occhi lunghi. Sì, anche altre cose. Che mani grandi. Per aggrapparti meglio, figlio mio. E cosa mi fai? E allora, dimmi. Dim. La vende da colla della vita. Capis niente. Pronto? La vende donde la vita. Ah. E poi? E poi? E poi sono venuta a casa. Ah. No? E ora che fai? Come ora che faccio? Oh. Appunto dico. Che fai? Niente. No, stai al telefono. Ma chi sei? Io telefono da Genova. Ma allora se siamo sbagliati. Ma no, che non ci siamo sbagliati. E dimmi chi sei? Chi sono? Sono Maio.
Allora non ti conosco. Non importa, c'è qualche maschio in casa? C'è qualche maschio? No. Ci sei solo tu? Ci sono il mio uomo. Ah, c'è il tuo uomo? Non è maschio? No, è femmina. Ah, c'è l'uomo femmina! Sì. Come me! Anch'io sono un uomo femmina! Allora, ciao. Ma mi passi il tuo maschio? No, Ma dai, passami il tuo uomo! non c'è. Dov'è? È a Napoli. A Napoli! Ah, oh sole mia, sta in culo a me! Meglio che in fronte a te? Scusa, vero? Vabbè. Vabbè, insomma, qui, ora, vero, che devo dire io, Stiamo portando alle estreme conseguenze il modo di parlare di questo Maio, cioè proprio in modo strascicato. Faremo sempre più strascicati, strascichiamo sempre di più. Vediamo qua, ho fatto un altro numero, vero? Sì. Guarda che gente c'è nel mondo, ma che gente c'è nel mondo, non c'è nessuno in questo mondo, un piccolo mondo antico, Sì, niente. Il piccolo mondo antico, Fogazzaro, cioè praticamente il piccolo mondo antico dove non solo c'è la figa ma c'è anche il fico, ecco, vero, come vero. Il numero Tu invece sei molto antica, dove c'è il fico c'è anche la figa, ecco, lo sapevo. Sì. Facciamo un altro numero e vediamo di trovare qualcuno in questo disperato sabato di luglio, perché sapete, la disperazione del sondazzo con tante persone che mancano, tante signore della Telecom, tante segreterie telefoniche, vecchiette, vedove, insomma di tutto fuori che qualche bel maschione che ci stia, vero? Ah no, sì, figurati, sì. Proprio si continua nella ricerca piuttosto faticosa, una ricerca molto ardimentosa, sì, e io sono ardimentoso, ho molto coraggio, vediamo qui, ecco, vabbè, vediamo qui, telefoni che squillano un po' qua, un po' là, Pronto? Ciao Luciano? Chi è? Ciao, sono Maio, come stai? Mario? No, sì, quasi. Pronto? Maio, ho detto. Maio? Sì, tesoro. Senti, come stai? Ma non ho capito chi è. Sono Maio, il fioraio Gaio. Ascolta, tesoro, io ti ho telefonato perché volevo vederti in tutti i modi. Ho bisogno di vederti. Ma guardi che lei ha sbagliato il numero. No, assolutamente. Abbi pazienza, riconosco anche la tua voce meravigliosa. Quando venissi nel mio negozio qualche mese fa, io mi innamorai di te. Sei bello da morire. Sì, ma chi è? Io voglio fare l'amore con te. Sì, vabbè, tesoro. Sono meglio di una donna, di 100 donne. Ha sbagliato telefono, Ha sbagliato telefono? Sì. Ma non ho sbagliato uomo, vero? Ti piacerebbe che avessi sbagliato telefono, con quella voce melliflua, povero Maio, sarebbe Gaio, ma poi alla fine diventa anche triste, poverino, no? Già. Sì. Ecco, l'ho ricamato, questo è chiaro. Pronto? Faccio anche il sadomaso, sai. Tutto quello che vuoi essere picchiato, vuoi picchiare. Io sono d'accordo su tutto. C'è anche taccaspillo, ma vai, cattivo. Niente cactus a te. Oh, ecco. E nemmeno culus.
mamma mia, questi uomini come ci tengono al fatto che loro con gli uomini non ci vanno, poi vorrei vedere i loro desideri segreti, tutte le cose che nel segreto della loro mente, della loro anima, della loro cameretta immaginano certe volte. Sporcaccioni, siete degli sporcaccioni, siete dei porci. Pronto? Sì, pronto? Ciao, come stai? Pronto? Mi senti? Pronto? Ah, pronto, buongiorno. Io sono Maio, il fioraio Gaio. Devo portare dei fiori. Vi trovo in casa? Pronto? Signora? Oh, ma guarda, deve essere caduta la linea. Non lo so. Ma non so davvero, ecco, tu lo sai, figurati io. Oh, guarda, ha lasciato staccato. Forse non era caduta la linea, stava lì in ascolto. Non lo so, ma guarda che gente c'è in questo mondo. Io sono di Genova, sono di Genova. E vabbè. E quindi ancora. Ma sì, ancora. Ho fatto un altro numero. Ho fatto un altro. Sì, ne ho fatto un altro. Di chi è questo numero? Boh, chi lo sa. Pronto? Pronto, signora? Sì, pronto. Buongiorno. Senta, Buongiorno. c'è suo marito? Sì. Sono Maio, il fioraio Gaio. Vorrei parlare un attimo con suo marito, quel bell'uomo. E lei chi è? Sono Maio, un carissimo amico di suo marito. Credo che lei abbia sbagliato completamente. Ma me lo passi, signora, che poi ci penso io. Insomma, voi donne che c'entrate nei fatti nostri di uomini, vero? Ma stia tranquillo. Insomma, si fa per dire uomini, nel mio caso. Capisce? Altro che se capisce. Allora me lo passi? Quel bell'uomo meraviglioso, me lo passi? Oh, guarda, hai visto, me lo stava per passare all'inizio, poi non me lo passava più. Cattiva. Le donne sono perfide. Io trasecolo. Oh, ma guarda un po'. Le donne, Ma non mi passa più. Ma l'ho richiamata. Sì. Ma che scherziamo davvero? Che sistema è questo? Ma. Vero. Pronto, finalmente! Aspettavo di parlare proprio con te. Guarda che tua moglie non capisce i risvolti gay della vita. Ecco, senti tesoro. Fenoccio! Come? Fenoccio a me, bravo, è vero. Pronto? Fenoccio. Fenoccio. Non è la prima volta che mi dicono Fenoccio. Ma sono di Genova, sai, Fenoccio, a me, certo, aveva ragione. L'ho richiamato perché è simpatico questo qua, al di là di questo, è simpatico, sì. Sono il Fenoccio. Ciao, sono il Fenoccio. Volevo proprio parlare con te, tesoro. Abbi pazienza, no? Perché? Perché ti neghi a me? È bello essere fenoci. No, non ti sembra? Ti costa niente il telefono? A me non mi costa niente, perché io telefono col culo. Bella questa, inventata sul momento. Di che sapevo? Col culo. No, volevo lui. Vediamo se ora arriva lui. Lo chiamiamo un'altra volta questa famiglia. E se arriva lui, almeno un altro bel Fenoccio me lo prendo. No? Perché poi io non lo so pronunciare bene. Come lo diceva lui, non mi riesce proprio. Fenoccio. Andiamo a fare una merenda con una bella finocchiona, con il pane, che la mangiamo, dai. Pronto? Sei lui o sei lei? Sei lui? Sei lei?
Se sei lei non mi interessi, ma se sei lui, c'ho uno sfilatino. Ci mettiamo dentro un po' di finocchiona e andiamo a fare un po' di merende. Sì, io e te, compagni di merende. Questa è buona, questa è nuova, questa l'ho inventata io. Pronto? Tesoro? Ne capisci niente? Io non capisci niente. Mi passi il tuo amore, tesoro, uomo maschio, al di là della prostata, vero? Per me tutto va bene, ma ci mancherebbe altro, eh? Al di là di ogni prostata vivente, eh? Pronto? Non rispondono. Ma guarda te che gente. Io non capisco. Mi capisci niente. Ecco. Non risponde, io vado via, facciamo l'ultima telefonata, via, no, perché qui se no, ma via, se no qui, ragazzi, no, Dio, se no qui, mamma mia, che tu vuoi fare? Che tu vuoi fare? Questa gente non capisce la diversità, la diversità che poi è l'uguaglianza, perché se io sono diverso da te, tu sei diverso da me, quindi se io sono diverso per te, tu sei diverso per me, siamo tutti diversi, per cui tutti uguali, no? Abbi pazienza, non ti sembra? Oh, guarda un po', oh, via, ma che lo so. Vediamo se c'è questo. Mi sembra che non ci sia, no, questo non ci sia. Ah, peccato. Ma guardate ragazzi, che mi tocca fare per campare. Devo fare anche il finocchio, il fenocio. Sì, potrei farne anche a meno, voglio dire, no? Ma se mi diverto, scusa, allora non dire lo fai per campare, fai per divertirti anche. Oh, guarda un po', perché non si vuole. Esprimiamo anche la nostra percentuale gay, che abbiamo tutti dentro, bene o male, qualche cosa, magari in modo scherzoso, così la scarichiamo così invece di pigliarlo nel culo davvero. Ecco, mi sembra una cosa anche utile. Sì, provate anche voi. Sì. Anche qui non c'è nessuno, ma guarda se per trovare una persona devo penare le pene dell'inferno, ma insomma troviamo qui, perché la voce umana deve evidentemente scappare fuori alla fine, al termine, sì. Tru. No, ma qui è un fatto, voglio dire, endemico. Cioè, in questa zona tutti sono spariti, no? Non lo so. Forse in altre zone, ma io penso che sia di tutte le zone. Sì, non è una cosa localizzata, non è proprio tanto endemica la cosa, mi sembra che sia proprio epidemica, sì. Dunque, ho fatto questo, speriamo che sia l'ultimo, ne posso più di andare a voto, insomma, andare in bianco poi con questi uomini, vero? Insomma. Pronto? Chi è? Sono io, sono Maio, il fioraio Gaio. C'è suo marito, signora? Ah, ma no, ha sbagliato, Ma non c'è suo marito? No, io non ce l'ho marito. Ah, lei non è sposata? No? Ah, ma è vedova? Sì? Allora, scusa, non ne posso proprio più. Voglio ricordarvi peraltro una cosa molto importante, così al termine di questo sondaggio disperato da parte del povero Maio, il fenocio Gaio. Domenica, sì, esattamente a Gambassi Terme, esattamente al Papero Nero, voi potete venire per una bella cena, anche senza prenotare, e per un bellissimo spettacolo del G. Ci vediamo domani sera a Gambassi Terme al Papero Nero. Fenoccio.
Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.